Ed ora spazio allo sport. Siamo stati alla presentazione del Volley Team, la squadra maschile di San Donà di Piave. Per noi Federica Midena. Oggi qui al Centro Culturale Leonardo da Vinci di San Donà di Piave la presentazione del Volley Team Club, dalla B1 al settore giovanile. Siamo qui con il presidente Busatto, buongiorno. Innanzitutto Volley Team Club è un club con un progetto più ampio che va oltre i campanili, vero? Assolutamente sì, è un progetto che vuole unire tutte le forze pallavolistiche del territorio per far crescere i ragazzi. Quindi non è importante far vincere una squadra, ma che tutti i ragazzi possano diventare il massimo di quello che possono essere. Speriamo in Serie A, speriamo in Nazionale, altrimenti comunque devono crescere nella squadra più idonea a loro. Quali sono i progetti, ma soprattutto le aspettative per questa stagione 2012-2013? A livello di prima squadra, la B1, quello di far esordire e giocare più ragazzi possibili che siano nati pallavolisticamente nel club. Provare una salvezza importante e una media classifica nella B1. In tutti i settori giovanili invece l'obiettivo è la crescita. Cercheremo di dare più occasioni possibili di gioco ai ragazzi, sia nei campionati di categoria provinciali, extraterritoriali e regionali, e anche con dei tornei internazionali. Il coach Cappellotto è stato riconfermato anche quest'anno come direttore tecnico e allenatore della B1. Quali sono le aspettative per questa stagione? Ma a parte qualche infortunio sta andando bene, noi praticamente partiamo un po' svantaggiati, abbiamo tanti ragazzi che hanno cambiato ruolo, quindi è da lavorare molto, però ho dei ragazzi che stanno con la testa e con la voglia in palestra, si vede che hanno voglia di migliorare, quindi è un vantaggio questo. Ma direi che il Volley Team è ormai un esempio, un modello di lavoro di 12 mesi all'anno rivolto verso la promozione del settore giovanile, nello specifico del settore giovanile maschile. La provincia è sempre stata vicina, la provincia del Comitato Provinciale di FIPA di Venezia è sempre stata molto vicina al Volley Team perché le società che lavorano e producono e propongono idee nuove devono essere sempre accompagnate da una federazione sulla quale crede. Oggi la presentazione del Volley Team Club. San Donà si candida ad essere la città del volley, tantissimi giovani, tantissima la partecipazione. Sì, è vero, oggi il maschile, domenica prossima anticipo ci sarà la presentazione del femminile. Devo dire che sono due movimenti molto sani, molto aperti a tutti i ragazzi, fanno un'attività scolastica straordinaria e questo ci conforta perché facciamo crescere bene i nostri ragazzi e le nostre ragazze.